andiamo ad inserire il nostro ripieno. È stato fatto con della cipolla, della carota, del sedano, del finocchietto selvatico, dell'uvetta passa e del pesce azzurro. Ad inserire il nostro arancino all'interno, aggiungiamo una unica e viene panato. Buongiorno amici di Bella Sicilia, oggi vi presentiamo l'arancino con le sarde. Prego. Oggi prepareremo l'arancino con il pesce azzurro, l'uvetta passa e le mandorle. Quindi un pensiero alla pasta con le sarde, dentro un arancino. Abbiamo cotto un riso con del sedano, carota e cipolla e poi del brodo di pesce. Abbiamo aggiunto del profumato con del finocchietto selvatico, immancabile nella Val di Sant'Angelo del Brolo e Piraino. Quindi cosa facciamo? Andiamo a prelevare un po' di riso, andiamo ad inserire il nostro ripieno. È stato fatto con della cipolla, della carota, del sedano, del finocchietto selvatico, dell'uvetta passa e del pesce azzurro. Quindi andiamo a chiudere il nostro arancino con la sua classica forma e poi lo andiamo a panare. Abbiamo un po' di farina, mettiamo dell'acqua, creiamo una piccola pastella di acqua e farina, andiamo ad inserire il nostro arancino all'interno, facciamo colare e lo andiamo a mettere nella mollica. Aggiungiamo una mollica e viene panato. Diamo un'ulteriore forma e il nostro arancino di pesce azzurro, ovvero un arancino con le sarde, è pronto. Pochi minuti di frittura quanto? 3-4 minuti di frittura con olio a 160 gradi, quindi un buon olio per friggere a 160 gradi, un paio di minuti di cottura. E di sapori del mare al primo morso. Sì. Ricordiamo allora gli ingredienti per preparare questo arancino speciale. Gli ingredienti per preparare questo arancino sono un riso, in questo caso io ho utilizzato un riso italiano dell'isola della Scala di Verona, un vialone nano. Abbiamo fatto cuocere con del brodo di pesce e abbiamo profumato con del finocchietto selvatico per caratterizzarlo proprio dal gusto della pasta con le sarde, quindi dove prevale il finocchietto selvatico. A parte abbiamo fatto un ragù con del pesce azzurro, dell'uvetta passa, delle mandorle e abbiamo costituito del suo ripieno. Abbiamo panato ed ecco qui l'arancino. Allora, mostriamo ai nostri amici la preparazione di un altro arancino? Dai, Tinder. Certo, sì, facciamo un altro. Allora, andiamo a prelevare il nostro campione di riso, facciamo un piccolo foro centrale, andiamo a mettere il nostro ripieno, quindi ripieno facoltativo in base alla grandezza dell'arancino. Solitamente tanto ripieno fa goloso l'arancino, quindi andiamo a fare la classica forma con pizzo e andiamo a passarlo nella nostra pastella. Facciamo scolare un attimino e poi lo andiamo a panare. Andiamo a definire la forma. Che forma gli diamo? A punta? Questo è un arancino maschio, quindi è a punta. Allora, fateci sapere se li chiamate arancino o arancina
Noi salutiamo tutti gli amici. Allora, Tindaro, salutiamo tutti gli amici Salutiamo con tutti questo gli amici. arancino che sa di mare, profuma di mare. Assolutamente sì. Vi aspettiamo